Genesi, capitolo 40. Giuseppe spiega i suoni carcerati. Dopo tutto che si fatto, succedette che colpirono il re l'Egitto e il panettiere avevano insultato il padrone loro, il re l'Egitto. Il faraone si arraggiai assai contro chi si due, contro il capo di colpire e contro il capo di panettiere. E facette mettere in galera rinda a casa del comandante delle guardie soie, proprio rinda a chi lo carcere, a dove era tenuto incarcerato pure Giuseppe. O capo delle guardie consegnai in mano Giuseppe per far servire, e così pure loro rumanette rinda a chi lo carcere per un certo tempo. Una volta rinda a stessa nottata, o cuppiere o panettiere o re l'Egitto, che stende rinda a chi lo stesso carcere, facette tutte e due un suono. Ognuno aveva suonato una cosa, che per loro teneva una assai senza. Che la mattina Giuseppe si accostò a loro e se ne adunai che allora erano assai sconcertati e si mettette a spiare che i due castrarono faraone, che stavano insieme con questo in galera, rinda a casa il padrone suo e dicette a loro: «Perché oggi ti la faccia così appesa?» E loro rispondettero dicendo: «Noi oggi abbiamo fatto un suono e non si trova chi è capace di lo spiegare». E Giuseppe dicette a loro: «Non è forse Dio che tiene in il potere suo e spiega i suoni? Contate a me tutte quelle che voi avete suonato». E stesso danno, o capo del cuppiere contò a Giuseppe il suono suo e le ricette. Veramente stava suonando, all'intrasatto vedete innanzi a me una vita che teneva tre insertune, e in fronte a questa cominciano a buttare spoglie, a comparette nei giura, e pigne uve, e subito si ammaturarono, tutte lasciano uve. Io tenevo in mano o calice del faraone, piai subito chi lasciano e scamazzai in do calice del faraone, e mettette chi lo calice in mano del faraone. Giuseppe dicette a questo: «Oi che una spiegazione che lo suona, che li tre insertune affiorano 3 giorni. Dopo 3 giorni oggi farò una azzarra a capo suo e ti darà una volta che lo posta così potrai mettere una volta il calice in mano del faraone, come faceva prima, quando faceva cuppiere suoi. Ma quando sarai felice una volta, non ti scordare me, che sono stato in galera insieme con te. Fammi sto piacere. Parla a me innanzi al faraone e fammi asci, a questa casa, perché io sono stato attualmente attrasato a chi lo paese alla breia, eppure che oggi non ho fatto niente di male, perché mi potete essere rinda a sto carcere». E stesso danno pure il capo dei panettieri, vedendo che aveva dato una spiegazione buona a Kill, contò a Giuseppe pure il sonno che si aveva fatto e dicette a Giuseppe: «A me è successo questo, ho suonato che in coppa a capa mia, gestivano 3 caniste di pane anche, e in 2 caniste che stava a coppa, gestiva ogni sorta di magnà, po' faraone, come i panettieri tenne la usanza di fa. La uscita invece sostenevano magnando, a in 2 caniste che stavano in capo a me». Giuseppe rispondette a questo dicendole: «Questa spiegazione, che i 3 canisti affiorano 3 giorni, dopo il terzo giorno oggi, il faraone alza la capa soia, te faranno bennere, vicino a un pare, la uscita si mangeranno tutte le carne che tiene in gola». Proprio il terzo giorno, era che il giorno era la nascita del faraone, e questo facette un comito, mitando tutti i ministri suoi. Mentre stava mangiando, facette alzare la capa del cuppiere e la capa del panettiere, per tutti i ministri suoi. Lette una volta opposta a chi il capo dei cuppiere, perché regnasse il calice e lo mettesse in mano del faraone, e facette un bennere invece il capo dei panettieri, e così succedette, proprio come Giuseppe aveva spiegato a loro. Il capo dei cuppieri invece non si ricordava di Giuseppe, e si scordava subito e issa.